Siamo con l'assessore alla cultura Franco Pivotti, a cui chiedo qual è il rapporto dell'amministrazione con il premio Prunola e quale supporto dà il Comune alla crescita di questo concorso letterario. Il premio Prunola è da 3 anni, quindi è un'importante attività letteraria per la città di Castelfranco Veneto, perché rappresenta anche un brand storico della città. E quindi fin da subito, quando ci è stato proposto, noi abbiamo dato come comune l'adesione e soprattutto abbiamo svolto un'azione nei confronti delle scuole e nei confronti dei giovani per incentivarli alla partecipazione. Quindi abbiamo promozionato il premio presso le scuole e abbiamo fatto un incontro diciamo verso fine anno con tutte le istituzioni scolastiche di Castelfranco Veneto, con gli insegnanti che seguono la letteratura, la promozione della lettura nella scuola, proprio per far sì che i giovani possano avvicinarsi e partecipare a questo importante premio. Sì, perché c'è proprio una sezione dedicata ai giovani che è la narrativa scolastica. Ma allora l'amministrazione quali azioni ha messo in campo in generale per promuovere la scrittura oltre che la lettura? Sì, è uno degli obiettivi fondamentali delle linee programmatiche dell'assessorato alla cultura, perché a fianco degli eventi artistici, degli eventi musicali di cui c'è un ricco cartellone, è mia intenzione, nostra intenzione proprio attivare tutti quegli strumenti che possono incentivare nei giovani la voglia di scrivere e la voglia di leggere. In questo senso a settembre abbiamo partecipato alla manifestazione promossa dalla Regione Veneto, Veneto Legge, ha avuto un grande successo perché nell'arco della giornata abbiamo fatto una serie di avvenimenti e di letture con le associazioni e poi sono state impegnate anche tutte le scuole. E certamente questo aspetto passa anche attraverso diverse attività e promozioni delle attività delle biblioteche comunali, perché io penso che il luogo deputato a far crescere la voglia di leggere, la voglia di scrivere sia proprio la biblioteca comunale, che è una risorsa importantissima di libri, di riviste, di manoscritti. E quindi adesso stiamo studiando se promuovere anche una manifestazione similare a Veneto Legge, magari dal titolo Castellegge, in modo da avvicinare sempre più i giovani ma anche tutto il pubblico alla lettura, anche con manifestazioni collaterali che si svolgeranno in biblioteca, sia per i più piccoli ma anche per il pubblico adulto. E quindi proprio abbiamo cominciato a fare degli avvenimenti in biblioteca di mini concerti, di letture, di pièce teatrali, come è stata quella sui Goldoni di fine anno, proprio per avvicinare la gente alla biblioteca e far conoscere la biblioteca. Per la prima volta l'assessore Franco Pivotti alla cultura e al bilancio è entrato nella giuria del premio Prunola e quindi le chiedo come si sta preparando, è emozionato? Per me è stato un piacere, un bel piacere essere stato individuato come membro del premio Prunola, anche perché devo confessare che anch'io mi diletto a scrivere. Ho scritto delle cose che le faccio leggere agli amici perché ho anche un po' il pudore di renderle pubbliche. E quindi a me la scrittura piace tanto, la lettura piace tanto, quindi leggo molto e mi diletto anche a scrivere. Ecco, io il genere in cui ho scritto delle cose che tengo per me, ovviamente per pochi amici, è un po' il genere giallo noir, però così. Passione e quindi sono veramente curioso di leggere tutti questi manoscritti che sono arrivati alla giuria del premio e per me è anche un onore partecipare a questa commissione.
Franco Pivotti è assessore alla cultura da 9 mesi dopo il rimpasto di giunta. Quindi una domanda d'obbligo è: qual è il bilancio in questi 9 mesi e i progetti? Per me è stato un incarico un po' inaspettato perché io abituato, diciamo, come assessore al bilancio a guardare un po' i numeri, le cose, e quando il sindaco mi ha proposto a seguito del noto, diciamo, rimpasto di giunta con l'ex assessore, ho accolto favorevolmente questa sfida, perché per me è una sfida, e dico che dopo 9 mesi veramente sono soddisfatto, e soprattutto anche mi sono un po' lasciato coinvolgere da tutte queste attività, cercando di dare un po' anche un mio indirizzo. Certamente la stagione è vissuta sulla mostra Le Trame del Giorgione, che va a concludersi a marzo, e quindi abbiamo organizzato una serie di eventi collaterali per Le Trame del Giorgione, eventi musicali, eventi di danza, eventi di prosa, e il rapporto con le scuole, non ultimo la sfilata di moda con l'Istituto Ruzze che si è svolta a Padova, una bellissima serata. Quindi l'attività è girata attorno a questa grande mostra, che speriamo abbia il successo che si merita, però col coinvolgimento della città, delle associazioni culturali, del conservatorio stesso, si è potuto mettere in piedi, anche con risorse che non erano quelle, diciamo, molto grandi, una serie di eventi in teatro, all'Arena del Teatro, in altri luoghi, che veramente ha dato vita a una ricca serie di eventi. La stagione di prosa, che era a rischio, è partita. Le prime 3 serate hanno avuto un successo enorme, perché soprattutto la serata con Paolini e la serata con Lopez e Solenghi c'era tutto esaurito da tempo, ma anche le altre serate penso troveranno il buon beneplacito del pubblico. E poi ci sono le varie associazioni. Adesso ci aspetta il sabato 17 l'omaggio a Giusto Pio, promosso da Rotary Club. Poi il 24 maggio avremo sempre l'Art Voice Academy, che terrà un concerto pop riferito al Giorgione. È ripreso il teatro popolare. Ieri abbiamo avuto la prima rappresentazione teatrale di un gruppo di teatro popolare, quindi una serie di attività che veramente mi hanno coinvolto, e veramente mi sento veramente dentro questa opportunità di fare capire quanto bella sia la città di Castelfranco, e soprattutto quanti artisti in tutti i campi possa esprimere. E allora con l'assessore alla cultura Franco Pivotti diamo appuntamento Il 7 aprile alle 20:30 in teatro per questo grande premio Prunore. e la cerimonia di premiazione per scoprire i vincitori.